Eccoci qua, siamo ritornati insieme alle nostre ormai conosciute ospiti. Allora, ben ritornata, questa attrazione per colori. Qua davanti a me vedo Stefania Miotto, cantante lirica, in un bellissimo rosa fucsia, ben ritornata. Grazie, buonasera a tutti. Spumeggiante come la stagione che speriamo si avvicini, perché sempre più vada via anche il freddo e tutte le nuvole che incombono su di noi. E ben ritornata naturalmente, che sarà la protagonista di questa puntata, la nostra Silvia Marangon, presidente Associazione Mestieri all'Opera. Grazie di essere qui con noi. Allora, un po' in chiusura di trasmissione ci vuole sempre un po' di allegria, un po' di buon umore, cercare di sdrammatizzare tutto quello che succede. E allora incominciamo con la nostra cantante lirica. Cosa si preannuncia per la stagione lirica, la stagione teatrale, tutto quello che ci deve essere con la bella stagione? Quindi i teatri si riaprono, visto che ci sono allentamenti col Covid, quindi tutti si preannunciano. Beh, insomma, sperano. Sì, esatto. Diciamo che la stagione si sta programmando, gli eventi stanno arrivando. E, insomma, quando la programmazione c'è speranza. Vabbè, le dritte incrociate le teniamo sempre. Assolutamente. E, io insomma sono sempre ottimista, per cui insomma anche per me si stanno muovendo un po' di cose, per cui sento che c'è quest'aria proprio di primavera, di cose nuove, che le cose rifioriscono. Nonostante tutto. Infatti, io penso anche che insomma si abbia un po' voglia. Io vedo insomma che anche adesso la gente agli spettacoli sta andando, il pubblico sta rispondendo per quello che si sta facendo, quindi insomma mi auguro che si continui un pochino alla volta così, nonostante tutto, ribadisco. Vabbè, dai, comunque speriamo. Tanti mi hanno chiesto, che hanno visto questi vostri sketch, queste vostre puntate, di chiedere il dietro le quinte di una cantante lirica. E quindi cosa fa? Si allena, si prepara, canta. Cosa fa una cantante lirica, anche un'attrice, perché effettivamente anche interpretare dei ruoli, quindi c'è dello studio, non c'è, cioè, le persone sono sempre tanto curiose, poi saranno curiose anche di capire cosa c'è dietro le quinte di Zio Max, ma intanto vediamo un po' cosa si fa. Allora, si studia sempre intanto, lo dico sempre anche ai miei allievi, che non si è mai finito di studiare, e forse è proprio questo il bello della musica, dell'arte, anche del teatro, che non si è mai arrivati. Ma cosa si studia? Per quanto mi riguarda, ovviamente sempre, tutti i giorni mi alleno con tecnica vocale e il mio repertorio, perché comunque il nostro è uno strumento, siamo fortunati perché abbiamo uno strumento che ci portiamo sempre appresso, ovviamente, però è molto delicato e soprattutto va allenato, perché siamo proprio come gli sportivi, perché è anche questione proprio di meccanismi fisici, per cui bisogna tenere tutto in allenamento perché funzioni bene e sempre. Per cui ho esercizi di tecnica vocale particolari che faccio tutti i giorni. Con un insegnante oppure no, ormai ecco, quello insomma dopo insomma tutti questi anni, ovviamente anche quell'esperienza, adesso sono io che trasferisco quest'arte, e questo mi serve molto agli allievi, e anche questo per un insegnante è importante fare, perché insegnare ti dà tantissimo e scopri anche cose nuove anche su di te, anche perché la voce comunque cambia, muta con il passare degli anni, e per cui devi sempre comunque studiare ed essere pronto, perché anche il tuo repertorio, in base alla vocalità che cominci a sviluppare, va registrato, va cambiato, e quindi insomma è uno studio continuo e una scoperta continua. Infatti molti hanno scoperto questa verve inedita di Stefania Miotto come cantante lirica, anche molto ironica, comica in qualche modo, dentro questi luoghi del benessere, della bellezza. Vedremo delle curiosità con Zio Max, insomma non è finita qui, anche delle cose goduriose, buone, eccetera, e chiedono: ma per far questo ci vogliono delle prove, ci vuole un allenamento, si improvvisa, come viene fuori questo? Allora,
Diciamo che io ho studiato per molti anni anche teatro e quindi arte scenica, inizialmente al conservatorio, poi ho sostenuto vari corsi anche di specializzazione e in particolare a Padova anche col maestro Alberto Terrani. E questo mi ha aiutato tantissimo a sviluppare l'arte dell'interpretazione, ma anche della caratterizzazione di un personaggio. E in questo caso il personaggio della cantante lirica l'ho caratterizzato su me stessa, cioè la mia parte un po' pazza, un po' ironica, un po' divertente, che è quella che, esatto, burlona, che viene fuori poi nella cantante lirica, è quella che un po', sì, un po' per carità ce l'ho di mio, però non è sempre comunque un qualcosa che studi, che capisci, eccetera. Per fare anche i video che abbiamo fatto, comunque c'è stata una regia e uno studio anche per capire con il commerciante cosa si voleva anche mettere in evidenza, qual era la caratteristica della bottega, e quindi c'è stato appunto prima una preparazione, dopo ovviamente anche per dire il brano che io canto alla fine non è a caso, perché in ogni esercizio commerciale mi sono ispirata per quello che era ovviamente il proprietario, anche per il suo modo, eccetera, ma anche per quello che c'era. E quindi ho cercato di trovare anche il brano più adatto che potesse mettere anche in evidenza così delle caratteristiche particolari della bottega. Bottega, entriamo nella bottega, quindi la presidente Silvia Marangon dell'Associazione Mestieri all'Opera, i mestieri che vanno all'opera, esatto, è stata la prima cavia, in certo qual modo, di questo bellissimo esperimento, perché poi è veramente stata una cosa originalissima. Che cosa si aspettava lei, presidente, da questa collaborazione? Quindi che cosa ha voluto trasmettere all'interprete? Allora, innanzitutto è stata vincente proprio perché noi con questa cosa abbiamo rifatto sorridere. Io mi ripeto sempre, però è la verità. Cioè, nel momento in cui la cosa un pochino era passata, parlo del lockdown, avevamo solo bisogno di sorridere e di vedere un po' di cose allegre che non c'erano state, chiaramente. Per cui, si andava comunque con i piedi di piombo, però avevamo bisogno proprio di un po' di leggerezza e quello che abbiamo voluto trasmettere, sia a lei, perché lei doveva tirare fuori questa cosa che aveva dentro e in qualche modo lo doveva fare dentro proprio delle botteghe, secondo me, perché come avevo già detto nella puntata precedente, lei ha deciso tutta la sua regia, cioè nel senso Zio Max, una canzone e qualsiasi altro negozio che abbiamo fatto, lei aveva già identificato tutto, per cui questa è la Zio sua... Max, per precisare, è il nome del suo negozio. Sì, Zio Max è il nome del mio negozio. Stavo rifacendomi al discorso di Stefania, come gestiva la canzone, il brano che poi andava a cantare dentro. Sì, Zio Max è il nome del negozio che gestisco, anzi di proprietà da ben 9 anni, per cui mi sembra ieri. Infatti il tempo vola. Il tempo vola assolutamente, sì, ed è il negozio della mia rinascita. Devo sempre ringraziare mio marito, che poi è Massimo, ma che poi è Zio Max. Quindi diciamo intitolato al marito. Sì, diciamo che c'è anche una storia romantica dietro, ma Zio Max è proprio Zio Max, mio marito, che se non fosse stato per lui io non avrei mai aperto questa bottega, anche perché venivo da un ventennio completamente facevo un altro tipo di lavoro, e trovarsi a 46 anni, per cui ho svelato anche la mia età tranquillamente, e trovarsi senza lavoro essendo donna è un po' particolare, nel senso che ti devi rimettere in gioco completamente e diciamo che da noi è ancora un po' una pecca, perché se tu fai un determinato lavoro di certo devi tirare fuori tutto quello che hai per arrivare all'obiettivo. Esattamente, per cui ho provato, ma non era facile, e pertanto Max mi ha proprio spinta, ha detto: senti, apriti qualcosa di tuo, hai tutte le capacità, hai dimostrato in tutti questi anni, Certo.
Ha fatto bene. È partito tra l'altro ad Altichiero, un quartiere peraltro molto bello, cioè un quartierone, ma con poche attività commerciali, per cui lui ha sempre detto... La sfida nella sfida. La sfida è la sfida, e nel 2013. Però c'è stata una cosa bellissima, perché ho aperto il 13 giugno. Ah, bello. Per cui Sant'Antonio da Padova, ho detto, lui assolutamente mi porta bene. Ecco, diciamo che partire in un quartiere e arrivare dopo 9 anni è una gran bella cosa. Sì, infatti, ecco, allora questo è un indirizzo anche che vorrei dare a tutte le donne che si trovano in una situazione analoga alla mia, anche a un'età diciamo un po' più avanti dei ventenni. Non si perde mai la speranza, perché allora, con il senno di poi io potrei dire magari l'avessi fatto prima, perché in questa bottega io ho espresso tutto a me stessa, cioè io entro nel mio mondo e quello è il mio mondo, cioè tanti mi dicono quello è la tua bottega, ti identifica, sei tu, e in effetti è proprio così. Io non avrei mai avuto l'opportunità di fare una cosa di questo tipo dove lavoravo prima, che comunque sono stata benissimo e facevo completamente un altro tipo di lavoro. Però ecco, sono delle esperienze bellissime, secondo il mio punto infatti di proprio vista. di monito anche a molte persone, più giovani, meno giovani, Assolutamente sì. Se c'è passione per quello che si cimenta a fare, che è fondamentale, perché questo poi lo vedrete anche nel video, quando si entra in questo luogo particolare, eccetera, insomma c'è la passione, questo assolutamente, è fondamentale. beh sì, c'è la passione, c'è l'amore per quello che faccio e si identifica in qualsiasi cosa che vendo, in qualsiasi cosa soprattutto che acquisto. Ma non svegliamo, esatto, non svegliamo ulteriormente. Stefania Miotto, che cosa ha percepito entrando da Zio Max, ma così anche in ogni altro luogo dove è potuta entrare, per poter coniugare l'arte al mestiere che deve continuare a fare la sua opera? Ma ognuno diverso. Intanto vorrei dire che tutte queste attività sono veramente ognuna particolare, ed è proprio per questo che vado in questi posti, cioè non è che vado così a caso, ma no, ci vado per scelta. Perché scelgo delle botteghe, degli artigiani, delle persone che mi ispirano già. Vabbè, Zio Max, già solo il nome può ispirare, però mi piace soprattutto conoscere chi fa le cose. Per cui quello che si diceva un po' anche l'altra volta, no? Questi acquisti, la differenza acquisto online, è proprio questo, cioè io voglio andare lì, conoscere chi c'è, le cose che ci sono, e creare già un feeling. Da quello veramente, cioè, uno diceva come per magia, evidentemente si creano delle energie giuste, e mi è arrivato, come diceva lei prima, io avevo già idea, perché ovviamente sono andata da ognuno, abbiamo parlato, abbiamo insomma anche un po' di tutto, diciamo, quindi ho conosciuto anche la persona. Poi quando sono andata a casa e avevo tutte le mie botteghe davanti, ho detto questo, cioè proprio non ho avuto dubbi sul cosa cantare, perché c'era questa energia, questa ispirazione che mi ha detto questo. Quindi bella questa cosa. Sì, è stato proprio un feeling che si è creato e che mi ha portato poi appunto a fare quello che abbiamo fatto. Allora, avete creato un'associazione, tra l'altro, Mestieri all'Opera, lo ricordiamo, che coinvolge voi in primis, che siete le fondatrici, sono presidente e parte creativa, art director, insomma, e attrice della cosa. Però è un messaggio un po' per tante persone che lavorano in vari ambiti, quindi che fanno diverse professioni di carattere artigianale, oppure di, tra virgolette, negozio, bottega, che dir si voglia.
tirarsi su, rimboccarsi le maniche, metterci il cuore dentro, questo è fondamentale, perché altrimenti vendere un oggetto, uno lo trova sul web e lo va a comprare da un'altra parte. Ci deve essere tutto un percorso che va recuperato, quindi una specie di recupero. Assolutamente, anche va recuperato, e soprattutto, allora, nel mio caso, Zio Max, io collaboro con un sacco di ragazzi che producono, che fanno gioielli, che dipingono, cioè si creano nelle piccole botteghe dei team, ed è questa la cosa, è questo quello che noi abbiamo cercato proprio di portare, è proprio metterci tutti assieme, cioè l'unione. Vengono fuori delle cose bellissime. Quindi il proporre anche, senza anticipare troppo, perché mi piace tenere anche sulla sospensione i nostri telespettatori, però il proporre cose inedite, che magari alcune le puoi anche trovare, per carità, perché dopo ci deve essere sempre anche diciamo così, l'oggetto che si può ritrovare, però per lo più sono cose originali. Sì, beh, allora da Zio Max non ci sono cose che praticamente ci sono da altre parti. Questo, allora, a parte il prodotto principe, vabbè, che poi vedremo, che è un prodotto particolare per corpo e capelli, biocompatibile, cioè è un bel prodotto. Tutto il resto, cioè, è unico. Cioè, uno che viene a comprare da Zio Max, ed è questa la cosa bella, perché chiaramente se tu ti metti dietro al solito iPad o al telefonino non la trovi, perché l'artista che dipinge il cappello ha quello e non lo rifà un'altra volta, non può esserci un'altra anima. Cioè, è quello che noi vogliamo trasmettere, soprattutto con Mestieri all'Opera, è questo che ognuno di noi, e soprattutto in questo momento storico, perché vendere una cosa che vendono tutti, lì gioca. Bisogna saper fare la differenza. Assolutamente, il valore aggiunto, io lo chiamo valore aggiunto, il valore aggiunto che può essere, vabbè, il fatto delle cose manuali, ma anche chi sta da questa parte. Cioè tu non puoi, allora chi di noi non si sveglia la mattina e ha la giornata storta? Io entro da Zio Max se ho la giornata storta e sono già bella e tranquilla, perché sento il profumo, guardo gli oggetti e già mi ricarico, ma perché è il mio mondo. Questo è fondamentale, infatti entrare nel proprio mondo e trasmettere questo alle altre persone che ci devono entrare, quindi devono estraniarsi dalla realtà del quotidiano. Anche l'arte è lo stesso, si va a vedere uno spettacolo, qui poi lo spettacolo è addirittura all'interno di questi mondi, per cui diciamo che è un combinato disposto eccezionale, e lo si fa anche per staccare dalla realtà. Assolutamente, infatti il compito anche dell'artista è questo, oltre che portare far sognare, cultura, eccetera, però devi far sognare, devi far staccare le persone e dire ok, entro, vado, me la godo e vado fuori ricaricato. Questo è, per quello dicevo l'altra volta, che lo scambio di energia tra pubblico e chi è sul palco è fondamentale, perché è proprio quell'energia che poi ti porti a casa, tu come artista e il pubblico che ti ha ascoltato e ti ha applaudito e che con te si è emozionato dal riso al pianto, però sono tutte emozioni belle e soprattutto emozioni che ti caricano e che portano anche nuove idee, nuovi pensieri, quindi uno va a casa un po' rinnovato, diciamo. Che è la cosa bella. Allora rinnoviamoci nei pensieri, nelle cose, divertiamoci e ascoltiamo quello e guardiamo soprattutto quello che ha da riservarci questo appuntamento, quindi lasciamo lo studio e immergiamoci in Zio Max con le nostre protagoniste. Andiamo. Amore, sto provando cose, mi metti ansia là fuori, tieni dentro, c'è anche la sedia, dai andiamo! Oggi siamo da Zio Max e voglio presentarvi Zio Max in persona. Ciao Stefania. Ciao Max. Senti, ma in questo meraviglioso negozio cosa trattate? Beh, la bellezza innanzitutto. Noi trattiamo tutta una linea di prodotti meravigliosi per il corpo e per i capelli, più accessori ricercati, qualche capo di abbigliamento ricercato anche quello, cappelli, di tutto di più. Meraviglia, ma senti, a proposito di accessori, vedo lì Zia Max, quella alle nostre spalle. Zia Max? O meglio, Silvia. Ciao Silvia. Ciao Stefi. Senti Silvia, ma questo negozio che cosa ti dà? Ma tante soddisfazioni, e la cosa primaria in assoluto è la soddisfazione del cliente, perché il cliente comunque si aspetta professionalità, sorrisi, felicità. E il mio motto è
Voglio vivere così. Voglio vivere così, col sole in fronte, felice e canto beatamente. Voglio vivere e godere l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. C'era ardentemente quel ruscello impertinente, menestrello dell'amor. La fiorita delle piante tiene in festa sempre il cor. Sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, felice e canto per me. Con la primavera si riparte! Allora, bellissimo Zio Max, protagonista anche naturalmente il marito. Sì, zio Max. Zio Max, esatto, però diciamo che dentro c'è sempre Silvia Marangoni, no? Sì. No, veramente, come dicevo prima, se non fosse stato per lui io non l'avrei mai fatto. Questa è una cosa molto molto bella. Sì, e infatti lo ringrazierò a vita per Chi è questo. cliente? Chi sono i clienti? I clienti sono... cioè, ce ne sono tanti, cioè nel senso ci sono tante tipologie di cliente. Non c'è una sola tipologia e questo è quello che a me fa un piacere immenso, perché c'è la signora di una certa età che viene a prendersi il prodotto, c'è la ragazzina piccola che viene a prendersi il gioiellino, cioè di tutto e di più. E infatti io li voglio proprio ringraziare tutti. Spero che stasera allora siano con me, perché proprio loro sono quelli che mi danno questa spinta meravigliosa. Bellissimo, quindi un posto dove sognare, far sognare e anche esaudire alcuni sogni e desideri che poi le donne soprattutto Certo che vogliono, sì. però anche gli uomini possono andarci. Ah, poi ci sono sì, ne ho. come prodotti straordinari per i capelli. Eccola là. È tornata, si è materializzata qui la cantante lirica, la protagonista è uscita dal video ed è entrata in studio. Elena, amore, buonasera cara. E non potevo lasciarvi da soli, ma vogliamo scherzare? Qui la primavera si riparte e la cantante lirica non può mancare, amore. Ieri, primo giorno di primavera, un numero che porta tante cose, il numero del coraggio, avere il coraggio di affrontare le situazioni, avere il coraggio di sorridere sempre, amori, sempre, nonostante tutto. E oggi 22 il numero dell'universo. Pensa, Elena, che cose meravigliose anche questi numeri, sono sempre tanto affascinata da questi numeri, mi piacciono tanto. Poi 22 è il numero della mia data di nascita, vogliamo scherzare. Che mese? Cosa facciamo gli auguri? Il mese è un po' frescolino, anche se io amo la primavera. Il mese sarebbe un po' dicembre, ma manca ancora un pochino, ma non importa. Io il 22 festeggio tutti i mesi, amore. Brava. Bisogna sempre fare il complimese. Mi piace trovare sempre un giorno per festeggiare, almeno uno, se proprio tutto il resto è tristezza, amori. Assolutamente. Allora, con un grande sorriso, perché a me la cantante lirica fa morire, mi piace tantissimo, veramente. Sono una grande fan di questo nuovo personaggio che ormai sta imperversando un po' ovunque. Grazie Silvia Marangoni, bocca al lupo per Zio Max, naturalmente, Associazione Mestieri all'Opera. Cantante lirica, grazie amori. anche a lei del suo apporto, la vedremo ancora naturalmente. Amori, certo, mi piace tanto stare qua con voi, mi mette allegria, carica, e poi so che ci sono un sacco di tanti bei telespettatori che ci seguono e io, amori, vi mando tanti baci e tanti sorrisi a tutti. Grazie ancora. A voi cari telespettatori lascio alla pubblicità, grazie.